successo che io trovo tutte le candele accese qua in chiesetta e dopo tutto Bagnaga pissa tutto addosso alla Madonna. Addirittura? Sì, sì, Lei tutto. ha pisciato sulla Madonna? Madonna, sì. Gesto sacrilego ai danni della chiesetta dedicata alla Madonna di Lourdes che si trova a Ottava Presa nei pressi di Caorle. Alcune persone si sono introdotte ed hanno profanato la statua della Madonna orinandole addosso. Ora la comunità teme che dietro al gesto blasfemo si possa celare qualche rito di tipo satanico. Altri invece pensano sia per vendetta. Non è la prima volta che i ladri si introducano e rubano qualsiasi cosa. La scorsa estate per 3 volte sono entrati per rubare le offerte. Gli porta via, rotto il coso, che poche delle lire che era, insomma, di euro. E adesso questa volta non ha trovato niente, ha capito? Mi penso che sia la stessa persona, sai. Un gesto che tutta la comunità ancora incredula condanna. È un gesto da condannare e prenderne le distanze. Deve vergognarsi, sì, però chi è stato? Trovarlo sarà un po' difficile perché non so come fa una persona a permettersi di fare una roba del genere, penso che sia un matto. Gente che non ha cervello, drogati o cos'ha, chissà. Della vicenda è stato subito informato Don Giorgio Scatto, parroco di Ottava Presa, dove si trova la chiesetta, che è rimasto sgomento di fronte alla profanazione. Un atto gravissimo perché mira a colpire il cuore religioso di una comunità che considera questa piccola chiesa un tesoro da custodire, ha detto Don Scatto. Dall'armadietto dove vengono riposti gli oggetti liturgici inoltre sono state rubate delle ostie non ancora consacrate. La chiesetta comunque rimarrà ancora aperta per chiunque desideri entrare per pregare. Don Scatto ha denunciato l'accaduto ai carabinieri di Caorle e le indagini sono in corso per riuscire a prendere gli autori del gesto.